Benvenuti, oggi è venerdì 29 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.53 e tramonta alle 18.46. La luna sorge alle 10.30 e cala alle 20.49. Oggi si celebrano come santi gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Il nome Michele deriva dall'ebraico e significa chi è come Dio. Il suo numero fortunato è il 5, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo è il ferro. Gabriele viene invece dall'aramaico e vuol dire uomo di Dio. Il suo numero fortunato è il 9, il colore è il blu, la pietra è lo zaffiro e il metallo è il rame. Raffaele infine è origine ebraica e significa medico di Dio. Il suo numero fortunato è il 7, il colore il giallo, la pietra è il topazio e il metallo l'oro. Se in casa avete dei vetri e specchi molto sporchi e non sapete come pulirli in modo semplice e veloce, un trucco furbo è quello di usare la carta dei giornali. Semplice ed economico, questo metodo consente di rimuovere a fondo lo sporco. Basta mettere in uno spruzzino l'acqua e aceto e utilizzarlo per inumidire la superficie. Quindi appallottolate qualche foglio di giornale e poi passate sui vetri per asciugarli. Festeggia oggi 72 anni il politico Pier Luigi Bersani. Secondo il racconto del parroco del suo paese, da giovane chirichetto finì sui giornali locali per aver convinto i suoi compagni a organizzare uno sciopero proprio contro il prete per contestare la destinazione delle offerte. Membro del Partito Comunista Italiano, poi dei Democratici di Sinistra, è stato presidente della regione Emilia-Romagna, quindi ministro, fondatore e segretario del Partito Democratico, dal quale è uscito per creare Articolo 1. Compie invece 73 anni Loretta Goggi, cantante, attrice, conduttrice e imitatrice romana. È uno dei volti più noti della TV italiana, della quale è diventata protagonista sin dagli anni 60, detenendo alcuni primati, come quello di essere stata la prima donna a presentare il Festival di Sanremo nel 1986 e la prima a condurre un quiz, il Loretta Goggi in Quiz. Tra i suoi successi musicali, chi non conosce Maledetta Primavera? Il terzo festeggiato di oggi è l'ex calciatore ucraino Shevchenko, che spegne 47 candeline. È stato per 7 stagioni attaccante del Milan, con cui ha vinto anche una Champions League e un pallone d'oro. Oggi fa l'allenatore. Per decenni è stata una leggenda che ha alimentato ogni possibile teoria fantascientifica, inclusa la possibilità che ospitasse navicelle e creature aliene. Poi, il 29 settembre del 1995, il presidente statunitense Bill Clinton ha parlato per la prima volta dell'Area 51, la base top secret nel deserto del Nevada. Ora sappiamo che esiste davvero. Si sa, l'ananas è un ottimo alleato nelle diete perché contiene poche calorie, ha un'azione diuretica ed è utile anche per digerire meglio. Ma sapevate che mentre lo mangiamo è il frutto stesso a digerire noi? È per colpa della bromelina, un enzima che digerisce le proteine del corpo umano. È per questo motivo che sentiamo la lingua bruciare subito dopo averlo masticato. Ma adesso alziamo lo sguardo verso le stelle e lasciamoci coccolare dalle parole del nostro Marco amato. Buongiorno ai 12, iniziamo questo fine settimana con un evento astronomico veramente molto importante, luna piena in Ariete, riparte lo zodiaco e le energie si fanno più distribuite per tutti i segni zodiacali. L'Ariete è l'inizio, vediamo cosa accade. Ariete, proprio voi siete protagonisti della giornata con una splendida luna piena che si compie nei vostri gradi. Oggi tutto è possibile, un ricarico di energia e la sensazione certa e sicura che state comunque ripartendo. Seppure Sole e Marte vi sono ostili e il calo di energia è notevole, ci penserà la Luna oggi coi suoi sentimenti a scaldarvi il cuore. Toro, una Luna molto importante per voi proprio perché di 12ª casa vi aiuta a riflettere su tutto quello che sono stati gli errori di impostazione del passato. Confrontarsi col partner potrebbe dare i risultati risolutivi per decidere se è il caso di continuare o meno. Gemelli, la Luna di oggi è una Luna splendida visto che
partite, staccate un biglietto e finalmente, nonostante tutto, realizzate un sogno o un desiderio che avevate nel cuore. Cancro, luna piena di quadratura, proprio la potenza della luna, il vostro astro pienamente espressa, vi è nemica oggi, ma potreste comunque riuscire ad utilizzarla in una maniera costruttiva, pensando a come organizzare il lavoro che esige da voi una scelta molto importante. Leone, una splendida notizia per voi: la luna piena in Ariete vi fa da trigono e quindi l'aspetto del sublime interviene energizzando un po' tutte le aree della vostra vita. Ci voleva proprio questo bel toccasana di fine settimana che vi fa andare più sereni verso una vacanza o verso un momento di maggiore leggerezza. Vergine, la luna piena di oggi vi tange poco, gli effetti non sembrano quelli auspicati o desiderati, quella sensazione di sentirvi un po' sottotono, in sordina o privati anche di un vostro ambiente da vivere come veramente lo vorreste, oggi si fa veramente molto piena. Potreste trovare però in famiglia il conforto che vi serve per rilanciare su tutta una serie di progetti che cambieranno tutte queste realtà. Bilancia, la luna piena di oggi è in opposizione, quindi oggi potrebbe essere una giornata un po' di calo, di ripensamento e di una certa compromissione emotiva, nel senso che il tempo sembra poco lineare e voi preferite rifugiarvi nell'ultima passione del passato a cui ancora pensate. Anche se sono arrivati dei piacevoli risvolti, oggi vi concentrerete un po' sui vostri pensieri. Scorpione, anche per voi la luna fa poca operazione, essendo in Ariete un po' troppo distante da voi, ma vi propone sicuramente qualcosa di importante da fare a livello introspettivo. È una luna di ottava casa, per cui potrete assolutamente fare una review emotiva e sentimentale di voi stessi, magari correggendo qualche piccolo lato un po' spigoloso per il partner di adesso. Sagittario, splendida notizia per voi, perché la luna è di trigono e vi aiuterà moltissimo a riprendere l'umore, la passione e il sentimento. Quindi dopo tutta una settimana molto problematica, adesso riuscirete a godere del più dolce dei sentimenti e della più forte delle passioni. Capricorno, luna di quadratura per voi oggi non va proprio come vorreste, probabilmente qualche intoppo o ritardo per ragioni altrui vi rovinano un po' i piani, ma portate pazienza e cercate questo weekend semplicemente di aspettare il tempo che serve per un'azione più concreta e solida. Acquario, splendida questa luna che parla di comunicazione, che parla della vostra immagine sociale. Oggi è una luna di ripartenza per voi, che corrobora le vostre energie, la vostra parlantina e il vostro brillante modo di fare. Seduzioni nuove in serata. Pesci, una luna di seconda casa vi aiuta a dare finalmente un tocco più concreto alle vostre prospettive. Oggi si parla di denaro, seppure siete il segno più romantico e dolce dello zodiaco. Oggi dovrete fare i conti con delle prospettive importanti in accordo con il partner, che abbiano però a che fare con qualcosa di concreto, di bancario, di economico e che vi farà stare molto più sicuri. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Quella bambina di 6 anni che fa domande scomode agli adulti nacque un po' per caso, su commissione di un'azienda che cercava una mascotte pubblicitaria. Fu il fumettista argentino Kino a inventare Mafalda e il 29 settembre del 1964 quella bimba prende voce e vita all'interno del primo numero del famoso fumetto. C'è chi adora prenderle e chi proprio non ne vuole sapere. Quando si tratta delle decisioni va sempre così. L'espressione idiomatica inglese per indicare quell'attitudine è call the tune. Il significato letterale è decidere quale musica sentire e sembra derivi da una vecchia espressione: who pays the piper calls the tune, cioè colui che paga il pifferaio decide che musica suonerà, ad indicare che nel senso figurato chi paga decide. Avete saltato una puntata dell'Almanacco? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play.
Michelangelo Merisi fu soprannominato il Caravaggio, dal nome del borgo presso Milano dove nasce. Luce e ombra saranno sempre protagonisti non solo nella sua vita, ma anche dei suoi grandi capolavori come Giuditta e Oloferne, La vocazione e il martirio di San Matteo. Ma la violenza cresce nel suo animo e sono sempre più frequenti le risse e le provocazioni. Celebre l'uccisione di Ranuccio Tommasoni durante una partita a pallacorda per un diverbio sul punteggio e quindi la fuga prima a Napoli e poi a Malta. Braccato, si rifugia quindi in Sicilia per poi tornare a Napoli dove verrà gravemente aggredito. Il corpo comincia a cedere per poi condurlo alla morte per malaria a soli 39 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sei mica qui a smacchiare i giaguari. Mi raccomando, vi aspetto domani puntuali con una nuova puntata del nostro almanacco.